Buona domenica, buongiorno a tutti quanti voi. Voglio dare anche il benvenuto a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi. Questa mattina vogliamo offrire un culto che sia accettevole a Dio. Amen. Un culto, dice qui l'Apostolo, lo scrittore agli Ebrei, dice: per mezzo di Lui dunque offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Amen. Un sacrificio di lode. A volte ci troviamo in situazioni, in circostanze difficili, che facciamo fatica a alzare il nostro sguardo al cielo, ma vogliamo ringraziare il Signore perché abbiamo lo Spirito Santo, amen. E lo Spirito Santo ci aiuta, sovviene alle nostre debolezze. Gloria a Dio. E questa mattina vogliamo insieme lodare il Signore. Prima di questo voglio dirvi qualcosa in modo particolare. Non possiamo offrire un culto a Dio se nel nostro cuore c'è malvagità, se nel nostro cuore c'è cattiveria, se nel nostro cuore c'è falsità. Non possiamo offrire un culto a Dio. Non possiamo accostarci al Signore con le labbra, dobbiamo accostarci al Signore con un cuore. Perché questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Perché in mezzo a noi abbiamo qualcuno che ci fa la risonanza magnetica, punto per punto, e conosce il nostro cuore, conosce ogni cosa. E allora, prima di offrire il sacrificio, dice la parola di Dio, prima di andare davanti, lasciamo che lo Spirito Santo possa operare nei nostri cuori. Possiamo fare qualcosa questa mattina, possiamo chiedere perdono al Signore. E dopo a chi abbiamo ferito o a chi abbiamo offeso, o a chi abbiamo fatto qualcosa o detto qualcosa, siamo in dovere di andare e dire: perdonami, ti chiedo scusa. E se quella persona non è qui presente, fallo nel tuo cuore, chiedi perdono al Signore. Poi fallo subito, uscendo dal culto questa mattina, chiamala e digli: perdonami, ti voglio bene. Quanti vogliono andare in cielo? Noi non sappiamo il giorno in cui il Signore ci chiamerà, il momento in cui andremo alla presenza di Dio, ma dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Dio ci potrà dare tanti anni di vita come ci può chiamare alla sua presenza, ma questa mattina voglio consigliarti una cosa: non lasciare debiti in giro. Non sto parlando di debiti materiali. Cosa dice il Signore? Non abbiate nessun altro debito se non quello di amarvi gli uni e gli altri. È un debito. Non morire addebitato e non permettere che i tuoi figli pagano il prezzo del debito. Perché sapete che ci sono le conseguenze? Questa mattina parleremo di conseguenze di scelte, delle scelte che noi facciamo. E allora ho voluto dire questo questa mattina e voglio dirvi questa mattina di lodare il Signore, lasciare che lo Spirito Santo veramente ci trasformi. Quante volte glielo diciamo, però abbiamo sempre qualche stanza chiusa che non vogliamo dare al Signore. No, questa mattina diamogli completamente tutto il nostro cuore e dire: Signore, visitami questa mattina. E diciamo come diceva Davide: vedi se vi è in me qualche via iniqua, Signore, cancella. Signore, lavami con l'issapo e sarò più bianco che neve. Amen. Lodiamo il Signore. Gloria a Dio. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò. Io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la messa tu preparerai.
l'olio tuo mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te, amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te. Amare te, servire te. Tu sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo innalziamo a te che siedi sul tuo trono. Tu sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo innalziamo a te che siedi sul tuo trono.
voce è come un tuono, tu sei vestito di maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, tu sei santo e vero Re. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e che verrà. La creazione canta, lodi al Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Gesù, il tuo nome è potente, è il pane e l'acqua viva, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e che verrà. La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Amen? Gloria a Dio. Quanti di voi avete sbagliato nella vita? Uno solo non ha mai sbagliato. La Bibbia afferma che non vi è colpa in Lui, né peccato in Lui. Sappiamo chi è. Colui che fra pochi giorni il mondo cristiano festeggia, celebra il Natale per ricordare che un giorno Gesù è venuto. In alcuni ambiti evangelici non si può parlare nemmeno del Natale perché sarai lapidato. Ma un giorno Gesù è venuto. Sappiamo che non è il 25 dicembre, ma noi vogliamo approfittare
per poter prendere anche questo giorno, per poter raccontare che un tempo il nostro cuore era come quella capanna, dove Gesù è venuto, l'ha pulita, l'ha spazzata ed è venuto ad abitare nel nostro cuore. Quindi io voglio incoraggiarti magari a quei farisei evangelici, non ascoltare, lascia perdere. Trova ogni occasione per predicare l'Evangelo. Trova ogni occasione. Sapete quali sono le occasioni migliori per predicare? Al funerale. Io ho imparato, nella mia esperienza di 22 anni di ministero pastorale, che ai funerali le persone sono più ricettivi, grazie. Infatti la parola di Dio cosa dice? È meglio andare nella casa dove c'è il lutto che nella casa dove c'è gioia. Perché? Perché è un momento che ci fermiamo tutti e riflettiamo che prima o dopo in quella scatoletta in legno dobbiamo andare tutti quanti. Non so se avete visto su Facebook, gira una foto del più ricco del Kuwait. Hanno fatto vedere le sue ricchezze, aveva una casa d'oro, tutto d'oro, addirittura una macchina, una Rolls Royce d'oro, tutta d'oro, si è fatta fare. Si è fatto mettere nella bara tutto d'oro, pieno d'oro, lasciato tutto d'oro. Diamanti, brillanti, cose. Deve lasciare tutto qua. Non può portarsi nulla. Sai cosa ti puoi portare lassù? Ti puoi portare dietro di te una testimonianza di ciò che è stata la tua vita. Se era un profumo o era una puzza. Se i tuoi passi, le tue orme che tu hai dato, i tuoi figli, li hanno potuti vedere nel corso del cammino della tua vita. Vero Giuseppe? Ti benedico questa mattina, ti voglio bene, lo sai, anche te. Vi voglio bene, siete preziosi. La testimonianza è ciò che vale, non è quello che noi diamo ai nostri figli, perché quello svanisce, ma quello che noi diamo ai nostri figli è l'esempio di fede. È quello che ha dato mio papà e mia mamma. Pensate, 13 figli, di cui 9 in vita. Cosa poteva dare? Doveva avere milioni e milioni di euro adesso, ma allora di lire, ma no. Però quello che lui ci ha dato, quello che papà ci ha dato e mia mamma ci ha dato, era che quello che predicavano fuori lo predicavano in casa. Quello che vivevano fuori lo vivevano in casa. Quando succedeva qualcosa, quando accadeva qualcosa, io sono l'ultimo. E mio padre radunava tutta la famiglia. Presto, venite, ci inginocchiavamo. Me l'avete sentito dire quante volte. Io ero piccolino, correvo, bambino. Ci inginocchiavamo tutti. Mia mamma si prendeva qualsiasi straccio che c'era in casa e se lo metteva in testa. Si inginocchiavamo e mio papà gridava: Signore, intervieni in questa situazione. Non sappiamo come fare, ma i nostri occhi sono su di te. E quella testimonianza di vita è servita nella mia vita, è servita più della scuola biblica che ho fatto. Fai attenzione a quello che i tuoi figli ascoltano in casa tua. Fai molta attenzione. Sulle nostre labbra c'è il potere di vita e di morte. Sapete? È biblico. Quindi facciamo attenzione a non essere cristiani dentro la chiesa, dentro un locale, dentro un luogo, con la Bibbia sotto il braccio, alzare la mano. Poi andiamo a casa e i nostri vicini dicono: ma chi sono quei urli strilli? Mi diceva una volta uno dei pastori che ho conosciuto, un caro servo di Dio, il fratello Grazioso, è stato insegnante alla scuola biblica per molti anni, e lui una volta, mentre andava a casa, era a Roma, lui è italo-americano, adesso ha 90 anni,
Ma una volta andando a casa, a Roma, in questo appartamento che aveva, perché lui insegnava all'istituto biblico, a Libia, a Roma, e allora andando a casa sentì il portinaio che urlavano, strilli, urli, in questa casa. E allora la moglie uscì fuori, era tutta sporca di spaghetti perché lui prese il piatto, glieli buttò addosso. Allora lui vide così e bussava l'ascensore perché voleva salire su. Dice che aveva preoccupazione che qualcosa gli arrivasse anche a lui all'ascensore. E lei uscì fuori e disse: signor Grazioso, per favore vada dentro perché lì c'è un toro in quella casa. E lui piano piano entrò dentro, ci raccontava la scuola biblica, piano piano entrò dentro, guardava e vide lui, quando lo vide si vergognò e disse: signor Grazioso, questa non è una donna, questa è una vipera, e urlava tutto quanto. Allora lui ascoltò tutte le cose, dice: vede, io torno da lavoro, devo trovare un piatto caldo, lo trovo freddo con il coperchio sopra qua sopra. E lei: signor Grazioso, dice, io non so mai quando torna a casa, mi dice torna alle 7, vuole trovare pronto. Io allora non c'era neanche il microonde in Italia, magari lo butti e lo scaldi. E allora non so mai, ecco, mi ha preso il piatto, me l'ha lanciato, ha fatto queste cose qua. Allora lui dice: ho capito, e lui era così, in questa casa ci vuole Gesù. E lui: Gesù, venga con me. E lo portò in camera da letto, vede, aveva un crocifisso alto così. Eccolo là Gesù, venga con me. Lo portò nella stanza, eccolo là Gesù. E lo portò, eccolo là Gesù. E lui disse: no, appesa a un muro. Gesù deve stare nei vostri cuori. Appesa a un muro. Gesù è risorto. Non è più su quella croce. La realtà nei nostri locali di culto, non vedete un crocifisso. C'è un crocifisso, non lo vedete, ma perché? Perché devono vedere noi crocifissi. Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa mattina chi entra qui dovrebbe vedere 130, 140 persone che sono state crocifisse. Eccomi qua, sono stato crocifisso con Cristo. E invece a volte trovano la religione. Anche nella Chiesa evangelica, non vi scandalizzate. Non c'è differenza tra un cattolico e un evangelico, non c'è differenza. Se non abbiamo ricevuto Gesù quale Signore e Salvatore nella nostra vita e la nostra vita è stata cambiata, trasformata, e soprattutto quello che viene trasformata, questa uccide. Qualcuno ha detto: prima di convertirsi bisognerebbe convertire la lingua. E difatti domenica scorsa dicevo, quando è sceso lo Spirito Santo sui discepoli, com'erano la visione che aveva avuto, le fiammelle di lingua, come di lingua, no? Su Gesù non c'era la lingua, su Gesù c'era la colomba. Era perfetto. Questa mattina per me è una gioia in modo particolare, perché c'è una famiglia, in modo particolare c'è una sorella che abbiamo pregato il Signore per un problema difficile. E l'altra, un paio di settimane fa, 3 settimane fa, non so quanti sia, vi ricordate che sono venuti i figli a ringraziare il Signore? Questa mattina c'è tutta la famiglia qui. Allora io li chiamo avanti, venite qui, venite qui davanti, gloria a Dio. Facciamogli un applauso. Sono dei fratelli, Sono dei fratelli in Cristo. Che meraviglia! Che meraviglia! Vi amiamo nell'amore del Signore. Ecco qui, prendete il microfono. Pace a tutti. Grazie pastore, grazie fratelli. Se quell'applauso era per noi, era troppo grande. Se era per Gesù, era troppo piccolo. Allora, un anno e qualche mese fa abbiamo scoperto, purtroppo, una cosa che capita ormai tante volte in tante famiglie sparse nel mondo. Mia moglie aveva un male, a uno stadio dichiarato di 4° grado, un tumore ovarico con metastasi diffuse in tutto il corpo. Siamo stati accolti da Annegrar. Annegrar ci hanno detto: la situazione è molto complicata, complessa, partiamo, facciamo. È iniziato
un percorso chemioterapico e di terapie correlate. Esattamente dopo un anno, l'ultima terapia che mia moglie ha fatto a Negrar, in separata sede la dottoressa mi dice, l'oncologa mi dice, non la portiamo più da nessuna parte e per noi il percorso si chiude qui. Come gliela porti questa notizia a casa? Il 18 agosto, dal 18 sera fino a un tot tempo, io ho solamente pianto di notte, non ho dormito, non ho chiuso occhio, perché avevo un peso. E ho chiesto a Dio, Signore, facciamo i conti, tu sei mio padre, io sono tuo figlio, mia moglie è tua figlia, tutte queste bellissime cose, sì, ok. Ma chi gliela porta la notizia a casa? Cioè, dammi le tue istruzioni, perché affrontare già con i figli è stato un grande ostacolo da superare. Figuratevi parlare con mia moglie, con Donatella. Io mi chiamo Massimo e mia moglie si chiama Donatella. Figli di Dio, per la grazia di Dio. Bene, poi improvvisamente il Signore mi ha dato le sue istruzioni. Dio mi ha dato la sua istruzione. Ho parlato con i miei figli, ho avuto la pace di parlare con i miei figli. Prima ci sono stati dei piccoli contrasti, dopodiché ho detto io parlerò con la mamma, perché la mamma deve sapere questo, perché si avvicinava l'epoca il periodo della seconda terapia. E che cosa mi chiederà mia moglie? Com'è che non mi chiamano? Al pranzo della domenica eravamo tutti riuniti e dopo pranzo gli abbiamo dato la bella notizia. Il percorso è finito qui, la dottoressa ti ha dato 30 giorni di vita. Potete immaginare quello che è successo. Però sapete una cosa? Io mi sono sentito vuoto, non vuoto nel senso negativo, nel senso, cioè, io avevo capito di essere entrato nel riposo che avevo chiesto a Dio. E poi ci hanno lasciato i miei figli da soli, abbiamo parlato, perché un marito e una moglie che hanno pochi giorni da vivere assieme, che voi capite che non è facile. Però da quel momento è successo qualcosa di incredibilmente divino. Io ho sentito il bisogno di andare a riposare e di andare a dormire. Sapete che è successo nel cammino di 2 rampe di scale, piano terra, primo piano? Che c'era uno, che io chiamo un nemico, che rideva e mi diceva tua moglie morirà. E io gli dicevo non hai capito niente, il mio Dio, Gesù, mi ha detto che mia moglie vivrà. Ho avuto le cose belle della vita, una famiglia, 6 figli, 3 nipoti, una moglie meravigliosa. Mi prenderò pure queste che sono meno belle, perché da Dio accetto tutto. Però mia moglie vivrà. E in ogni caso, sai che ti dico? Perché nel frattempo ho chiesto ai miei figli di riunirci in preghiera, pensiero che loro hanno condiviso già prima di me. E da quel momento è cambiato anche qualche altra cosa nella vita familiare. A 4 credenti si sono aggiunti altri 4 credenti. E gli ho detto, e in ogni caso sappi una cosa, che per quanto a me e alla mia casa, noi glorificheremo l'Eterno. Ed è stata la prima volta dopo 20 passagiorni che ho dormito. Da quel momento si sono aperte tante strade. Dopo questa dichiarazione, io ho detto, io vengo nel nome del Signore, io vengo nel nome dell'Eterno, non al nome mio. E tu te ne devi andare da dove sei venuto, gentilissimo, gigante. Si è aperta una strada a Treviso. Avevo chiesto una grazia a Dio. Ci ha dato un'oncologa che si chiama di nome Grazia. Ho detto, Signore, dai, incominciamo bene. Avevamo l'appuntamento fra 4 giorni. Stamattina mia moglie ha una crisi cardiaca e dobbiamo correre in pronto soccorso. Mia figlia mi voleva portare a Milano, noi abitiamo a Santa Maria di Sala, gli ho detto no, andiamo a Treviso.
Arrivati, lei viene ricoverata d'urgenza, codice rosso. Dopo 4 giorni è venuta l'oncologa e se l'è trovata già lì. E una dottoressa ha detto, piangendo, voi avete visto mai un dottore piangere? Questa dottorina, perché era molto giovane, piangeva. Io ho detto, che c'è dottoressa? Mi deve dare qualche brutta notizia? Dice, purtroppo la situazione è quella che è, il corpo non ce la fa, è devastato. Io ho detto, dottoressa, lei non si preoccupi, voi fate quello che potete fare. E vi do 99 possibilità, anche di sbagliare. Io ne ho una sola, ed è infallibile. Il mio Dio, a cui mi sono rivolto, Gesù, non può fallire, non sbaglia. Voi fate quello che dovete fare, per il resto ci pensa Dio. È tornata di pomeriggio e ha detto, sua moglie reagisce bene. Già era morta, perché l'abbiamo portata in ospedale morta. Già reagiva bene. 21 giorni di terapie, di ricovero. Siamo entrati che mia moglie aveva un valore oltre 1000 di marcatore tumorale. Siamo usciti che aveva 400. È venuta la dottoressa, ha detto, qua non c'è granché da fare. Io gli ho detto, così muore mia moglie? Certo che muore, bene. Se la operate subito muore. Cioè questo corpo non può sopportare un'ora di operazione. Perfetto, quindi muore. E allora curatela. Se me la prendo in carico posso fare qualcosa? Ho detto, lei non si preoccupi, lei faccia quello che deve fare, che io ho un amico fedele, perché Dio è fedele. È uscita col valore a 400. Lunedì di questa settimana aveva il marcatore a 127, ma Dio ancora non ha finito. Per cui io ringrazio voi che vi siete uniti alla chiesa che frequentiamo, che ci siamo tutti quanti, che si sono tutti uniti a Palermo, da cui proveniamo, da dove proveniamo, a Napoli, a Bari, in Brasile, e di ascoltato le preghiere, ha accettato la nostra microscopica fede e ha fatto un'opera, e sta facendo un'opera grandissima che porterà a compimento. E io voglio glorificare Dio anche con questa testimonianza. Amen. Amen. Alleluia. Ciao a tutti, sono Donatella. Ha raccontato in parte tutto mio marito. Volevo solo dire e ringraziare il Signore e glorificarlo, perché Lui è un Dio fedele, Amen. un Dio grande, un Dio di potenza. E dico solo, bisogna solo fidarsi di Lui e Amen. affidare la propria vita. Amen. Fare tutto a Lui, e Lui fa meraviglie. E lo sto vedendo con me, perché ero morta. Ero nella valle dell'ombra della morte, ma Lui mi ha rialzato. Alleluia. E mi ha promesso la guarigione e Gloria così a sarà. Gesù. Ho la certezza nel mio cuore che Lui è con me. Amen. Quindi non ho paura, sono felicissima, perché so che il mio Dio è un Dio grande. Amen. E niente, ora proseguiremo con le terapie e verrò a fare una bella testimonianza. proprio. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie per le vostre preghiere. Grazie, che Dio vi benedica. Amen. Amen. Alleluia. Grazie, grazie a voi. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Amen, alleluia, gloria a Dio. Bene, allora anche dobbiamo ringraziare il Signore per ieri, per il concerto.
per quanti si sono anche predisposti per aiutarci, per i fratelli che sono venuti, vogliamo ringraziare il Signore. L'acustica era meravigliosa nel teatro, c'era un'acustica, ma anche grazie al mixerista che è arrivato lì, c'era questo ragazzo che è stato lì, che è venuto, è stato molto bello, amen, quindi è stato speciale. Ma magari poi dopo l'ultimo concerto che avremo, poi raccoglieremo un po' tutto l'insieme e faremo proprio una bella festa, amen. Quanti sono convinti che il Signore ieri ha parlato anche nei cuori che erano presenti? Amen. Dio sa come parlare ai cuori. Gloria a Dio. Pino, vuoi dire qualcosa, fratello Pino? Gloria a Dio. Aspetta che ti arriva un altro siciliano. Gloria a Dio per la Sicilia. Il Signore sia lodato. Quando il pastore ti invita a dire qualcosa, non è il pastore, ma è il Signore. Amen. Amen. È il Signore che ti invita a dire qualcosa. Ogni volta che io vado al culto, prego che il Signore mi dia qualcosa per l'edificazione della sua Chiesa. Alleluia. Questa mattina il Signore mi ha fatto meditare dei versetti che, se volete, ve li leggo, se no do solo dei saluti. Beh, come vuoi, Pino, basta che comunque ovviamente ci chiudi un po' il contenuto. Sì, diciamo... Scusate, ma devo mettere gli occhiali della lettura. Dove dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Amen. Il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo umile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Diciamo che questi versetti il Signore me li ha fatti meditare, perché noi sappiamo che la nostra salvezza è per fede. Amen. E che senza fede è impossibile piacere a Dio. Sì. Gesù è stato mandato sulla croce, annichilì se stesso e fu ubbidiente fino alla morte. Ubbidienza e fede. Come mostriamo noi la nostra fede? Con l'ubbidienza. Amen. Dice: non siamo stati salvati per opere, perché non sono le opere che ci salvano. Ma se noi ubbidiamo, automaticamente faremo delle opere. Perché chi ti vuol togliere il mantello, perché non gli lasci pure la tunica? Chi vuol fare con te un miglio, perché non ne fai con lui due? Poi dice: perché guardi il bruscolo del tuo fratello e non ne scorgi la trave dell'occhio tuo? E noi sappiamo quel sermone e lo abbiamo letto tante volte, ma non dobbiamo leggerlo, dobbiamo viverlo. Perché se è veramente il Signore della nostra vita, lo dobbiamo ubbidire. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Noi siamo in una democrazia ed è, come paradosso, una rovina, perché non capiamo cosa significa Signore. Nel Medioevo il Signore aveva il potere di vita e di morte sui suoi sudditi. Noi abbiamo un regno d'amore. Alleluia. Quel Signore ha dato la vita per me. Amen. Allora io che devo fare? Dare la vita per il fratello. E perché lo giudico? E perché mi innalzo? Quando che il Signore dice: chi si innalza sarà abbassato. Allora seguiamo il Signore e vedremo la gloria di Dio. Amen. Amen. Grazie, fratello Pino. Gloria a Dio, che bel messaggio questa mattina. A Dio la gloria. Rivolgetevi con me nella parola di Dio. Quanti stanno per fare una scelta? Quanti hanno deciso nel loro cuore di fare una scelta? Questa notte il Signore ha messo nel mio cuore di parlarvi delle scelte. Io venerdì ho mandato un messaggio veramente a Mariana
parlando delle scelte, ma non avevo ancora capito, sentivo questa voce, scelta, ma... Poi questa notte il Signore ha parlato al mio cuore per portarvi il messaggio di questa mattina. La nostra vita fa parte di scelte. Tutto quello che facciamo scegliamo, anche l'amorosa, che poi ci illudiamo che l'abbiamo scelta noi, ma è stata lei che ha scelto noi, perché se non ci vuole, hai voglia. È la donna che sceglie. Qualcuno ha detto il capo in casa sono io. Sì, ma tua moglie è il collo che ti fa girare il capo dove vuole. Ed è la verità. Giosuè capitolo 24 versetto 15, vi leggerò 3 versi della parola di Dio per cercarvi un po' di portarvi al messaggio questa mattina della sua parola. E vogliamo pregare al Signore che questo messaggio entra nei cuori. Amen. Perché sapete che non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire. Ci entra di qua, esce di là. Sì, però, ma... Questa mattina un po' è stato già detto, affermato questa mattina dalla nostra cara coppia che è qui vicino, il fratello lo ha detto. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dei che servirono i vostri padri di là dal fiume, o gli dei degli Amorei, nel cui paese voi abitate. Ma quanto a me e alla mia casa, noi serviremo l'Eterno. Wow, ma siamo più di quelli che ho sentito. L'amen, sapete cosa significa? Cosa significa? Sì, facciamola più semplice, è vero. È vero. Allora, quanti sono convinti? Quanti vogliono dire questa mattina e vogliono proclamare? Non importa se tuo figlio o se tua figlia non è ancora nella fede, non ti preoccupare, ma tu questa mattina dichiaralo: io e la mia casa serviremo l'Eterno. Mio papà l'ha fatto per anni, ancora quando gli altri figli non si erano ancora convertiti. Mio papà prendeva mio padre e mia madre, io parlo sempre di mio papà perché vabbè, mia mamma si occupava di altre faccende, ma quelle promesse di pane di vita che noi abbiamo, no? Quelle promesse che prendi, quella scatolina. E mio padre, noi abbiamo la sua morte quando è andato con il Signore, abbiamo trovato dietro a queste cose che lui pregava per i figli inconvertiti. Signore, ti presento Ciro, ti presento Pasquale, ti presento Signore, e pregava per i figli inconvertiti. E la sua promessa che lui afferrò: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa, la tua famiglia. E così oggi, per la grazia di Dio, siamo alla 4ª generazione che servono il Signore. Gloria a Dio. Amen. Quindi scegliete oggi. Questa mattina io sto parlando di una scelta, che forse tu hai già pensato nel tuo cuore di fare una scelta. Levitico capitolo 22, 17-20, anche qui c'era bisogno di fare una scelta. E Dio preordinò la scelta dal 17 al 20, 22 dal 17 al 20. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ad Aronne e ai suoi figli e a tutti i figli di Israele e di loro: chiunque della casa di Israele o dei forestieri in Israele presenti in olocausto all'Eterno un'offerta per qualsiasi voto e qualsiasi dono volontario per essere gradito a Dio, offrirà un maschio senza difetto preso dai buoi, delle pecore e delle capre. Non offrirete nulla che abbia un difetto, perché non sarebbe gradito al Signore. È una scelta. C'è un'altra traduzione che dice sceglie. È vero o non è vero? Chi ha questa traduzione? Dice che sceglie in mezzo a questi che sia senza difetto. Dovevano fare una scelta. Dio ci chiama a fare delle scelte. Anche la salvezza è una scelta. Andate per il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto è una scelta. Credere. Non si va all'inferno per i peccati, si va all'inferno perché non hanno voluto scegliere Gesù Cristo, quale Signore e Salvatore. Non hanno voluto fare una scelta. E difatti l'ultimo passo che voglio leggere con voi è proprio in Matteo capitolo 27 dal 21 al 23. E qui ci troviamo ad una scelta che il popolo ha fatto. E qual è questa scelta? 27. Il governatore, replicando, disse loro: quale dei due
volete che vi liberi? Ed essi dissero: Barabba. Pilato disse loro: che farò dunque di questo Gesù detto il Cristo? E tutti gli dissero: crocifiggilo. Una scelta. Una scelta. Eh sì. Ci sono delle scelte nella nostra vita che noi facciamo. Abbiamo scelto nostro marito, non abbiamo scelto i nostri figli perché ce li manda il Signore. E non hai scelto neanche il fratello e la sorella che Dio mette al tuo fianco, perché forse se fosse stato per te non avresti scelto neanche quel fratello e quella sorella. Io ho detto sempre che se il Signore avesse messo me a far entrare gli animali nell'arca, certi animali non sarebbero mai entrati. Le zanzare? No. I topi? Per carità. I ragni? Mamma mia! E così poi. Eppure ci sono ancora tanti nella fede che non vorrebbero far entrare in cielo fratelli, sorelle, che sono stati acquistati dal sangue di Gesù. E come abbiamo sentito prima dal fratello Pino, ma chi sei tu? O chi siamo noi? Che a volte. E c'era un pastore di una chiesa, lo leggiamo nella scrittura, che Giovanni dice che era, come si chiamava? Bravo. Dice: tu cacci fuori, come se la chiesa fosse tua. Tu cacci fuori. Io in 22 anni di ministero non mi ho messo fuori nessuno dalla chiesa. Mai. Fratelli possono essere testimoni. Sono usciti, Dio ti benedica, come sei entrato c'è una porta per entrare e per uscire, non c'è problema. Però sono chiamato a predicare la parola di Dio e sono chiamato a riprenderti. Ti piace o non ti piace? È così. Dice: affinché tu sappia come comportarsi nella chiesa dell'Iddio vivente, che è vero, dove c'è la verità di Cristo. Noi abbiamo una grande responsabilità. E quando sappiamo e veniamo a conoscenza di certe cose, bisogna intervenire. Mi dispiace. La parola di Dio dice: se qualcuno ha peccato contro di te, vai, riprendilo. Una cosa che non è mai stata fatta nelle chiese, purtroppo. E siccome che non rispettiamo quello che è scritto nella parola di Dio, ne paghiamo le conseguenze. Perché se prendessimo quella persona e quindi andiamo a dire a quella persona: guarda che tu ti stai comportando, dovresti ravvederti, e dice: si ravvede, tranquillo, lo abbracci, è finito. Perché all'inizio cosa ho detto? Quanti non sbagliano? Tutti abbiamo sbagliato, ma c'è il ravvedimento. Quindi il ravvedimento finisce lì. Poi dice: ma se non ti ascolta, chiama 2, 3 e vai con lui e parla con lui. Poi dice: ma se non ti ascolta, dillo alla. E perché lo devi dire alla Chiesa? Perché se non lo dici alla Chiesa, lo dice lui, lo dicono loro e dicono quello che vogliono. E passa di sotto. E quelle più deboli poi ascoltano. Dio ci ha chiamato a difendere le pecore che ci ha affidato. Siete d'accordo con me? Dite un amen, per favore. Io quando ero un semplice membro di chiesa, ne ho ricevute bastonate. Mi hanno piegato, ma mi hanno formato. Mi hanno formato. Io sono stato messo da una chiesa dove io venivo fuori all'ultimo banco. Non potevo parlare, non potevo testimoniare, non potevo prendermi la Santa Cena, non potevo niente. A stento potevo entrare in chiesa. E non è che avevo fatto chissà che roba, Però era così, il pastore era così. Però io ho imparato. Ho imparato, sapete perché? Perché comunque sapevo nel mio cuore di non aver sbagliato. E che il Signore alla fine fa giustizia, siete d'accordo o no? Perché porta fuori sempre la verità. Qualcuno ha detto che il diavolo fa le pentole, ma non fa? Bella sta cosa. Peccato che non l'ha messo nella Bibbia Salomone. Geremia capitolo 21.
Ascoltate, Dio Padre ha dato ad ogni essere umano un intelletto, un'intelligenza e ci ha donato il libero arbitrio. Questo è meraviglioso. Quello che Dio ha fatto in ogni essere umano è crearlo con la libertà. Perché Dio amore, e amore vuol dire libertà. Se tu ami una persona e non la rendi libera, non è amore. Attenzione, sorelle, attenzione, fratelli, se avete una moglie... Dove vai? Cosa fai? Dove stai andando? Cosa stai facendo? Quello non è amore. Quello è ossessione. Quello non è amore. Ma sai, io lo amo. Quello non è amore. Amore è libertà. È fidarsi. Quando c'è fiducia e rispetto in un matrimonio c'è tutto. Mamma mia, che predicazione sto facendo stamattina. Gloria a Dio. La scelta è un atto volontario, è razionale, almeno dovrebbe essere così. La scelta è un atto volontario, cioè c'è la mia volontà in quella scelta. Non sono condizionato da fare una scelta perché gli altri la pensano così. Chi volete che io vi liberi? Vi ricordate? Abbiamo letto prima, no? Guardate il versetto 17 del capitolo 27. Quando si furono radunati, Pilato chiese a loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo? E il versetto 20 dice: ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero le folle a chiedere Barabba e far morire a Gesù. Cioè lavorarono nel cervello delle persone. Non lasciarti mai condizionare della tua scelta dalla scelta di qualcuno, perché tu dovrai rispondere a Dio, tu della tua vita davanti a Dio e delle scelte che tu hai fatto davanti a Dio. Allora sii cosciente di questo, non lasciarti mai condizionare. Nessuno dovrebbe scegliere per te. Noi vediamo nel mondo islamico, grazie a Dio non dappertutto, ma ci sono alcune figlie, alcune ragazze che vengono stabilito dai genitori chi si deve sposare. Abbiamo visto nella nostra nazione quella ragazza che è stata uccisa, quante ragazze vengono uccise dai genitori perché non vogliono sposare, fra l'altro, una persona anziana, più grande di lui. Ma io ho deciso così, tu ti sposi chi dico io. Mai una cosa del genere. Ma qualsiasi cosa tu ti trovi a fare, ti voglio dare questa mattina almeno 7 cose da considerare prima di prendere una decisione, che sono serviti nella mia vita e spero che servano anche a te. Siete contenti? Alleluia. Sorellana, lo so che tu sei psicologa, quindi se sbaglio qualcosa. Prima cosa, quando stai per fare una scelta, assicurati e vedi bene se nel tuo cuore c'è pace. Se non c'è pace nel tuo cuore, è un semaforo rosso. Fermati al semaforo rosso. Alcuni non si sono fermati al semaforo rosso e per la grazia di Dio non è passata dall'altra carreggiata una macchina o un tir. Ma altri no. Altri sono passati e un tir è passato e li ha presi in pieno. E se sono ancora in piedi è solo per la grazia di Dio, perché non hanno ubbidito e dato ascolto alla pace nel loro cuore. Quando Dio ti chiede di fare qualcosa, tu hai pace nel tuo cuore. Tu dormi la notte. Sapete chi è che non dormiva più la notte? Eppure lui era abituato e diceva al Signore: Signore, grazie per la pace. Ha scritto 70 salmi. Di chi sto parlando? Sapete quant'è che non ebbe pace nel suo cuore? Allora, uno, quando si prese Bezzabea, non ebbe pace. 2, quando fece il censimento, non dormiva. Non c'era bisogno di fare il censimento. Difatti gliel'aveva detto pure. Ma noi abbiamo sempre confidato nel Signore
È stato sempre Lui a combattere per noi. Perché mi fai fare il censimento? Tu non ti preoccupare, fai il censimento, perché io voglio vedere quanti uomini abbiamo per andare in guerra. È durato 9 mesi, un parto quel censimento. E poi alla fine, proprio gli ultimi giorni, Lui capisce di aver sbagliato e ne paga le conseguenze. E anche dure conseguenze. Geremia 21,8 dice: a questo popolo dirai, così dice l'Eterno, ecco io metto davanti a voi la vita, la via della vita e la via della morte. È meraviglioso che il Signore mette davanti a noi 2 strade e dice: scegli. Non ci avrebbe potuto creare come dei robot, tutti quanti per la stessa via. Ma Dio ci ha dato un'intelligenza da scegliere ad ognuno di noi. E voglio dirti anche questo, che quando noi abbiamo fatto una scelta e poi abbiamo sbagliato, ce ne siamo resi conto e abbiamo detto: va bene, la colpa è mia. Siete d'accordo? La delusione più grande è quando prendi una scelta che qualcuno ti fa fare e la colpa non è tua, ma stai vivendo un rimorso enorme. Quanti l'hanno vissuto una cosa del genere? Un rimorso enorme. Io dico sempre, voi mi avete sentito dire quante volte, chiunque sta dietro a un pulpito e predica la parola deve predicare non oltre ciò che è scritto. Perché noi tocchiamo le coscienze delle persone e dobbiamo fare molta attenzione a quello che diciamo. Perché quello può condizionare una scelta nella vita della persona. E se non è scritturale, non è biblica, non viene dal trono di Dio, quello ti condiziona. E condiziona non soltanto la tua vita, ma condiziona anche quella dei tuoi. Di tuo marito, dei tuoi figli. Ma sai, il pastore dice così. Ma sai, in chiesa dicono così. È peccato, è peccato. C'è chi vede il peccato dappertutto. Bisogna fare attenzione perché è peccato fare questo, è peccato fare questo. E tu vivi con questo peccato. Io da bambino, è peccato, io camminavo col peccato. Peccato. Attenzione, quando passi davanti alla Chiesa Cattolica mi dicevano non guardare dentro perché ci sono le statue. E dietro alle statue ci sono i demoni. Gloria a Dio. Ma davvero? Mi hanno condizionato per anni. Io sono entrato in Chiesa Cattolica la prima volta a un funerale qui, nel Veneto. E sono entrato perché? Perché la chiesa dove io appartenevo sono entrati tutti quanti e ho detto: che ci faccio io fuori? Il pastore magari mi vede, sono entrato anch'io. Ma io guardavo le statue e guardavo dietro per vedere se vedevo qualcosa. E voi ridete. Guardate che è terribile. Idolatria. E poi nella stessa nostra chiesa ci sono altro che idolatria. La disubbidienza, dice la parola di Dio, parlando di quello che diceva il fratello Pino, la disubbidienza è il culto al demone. Andate a vedere cosa dice la parola di Dio in Prima Samuele. Quando Saul è arrivato e ha fatto lui quello che non doveva fare, e il profeta, il sacerdote cosa gli dice il profeta? Gli dice: guarda che l'ubbidienza vale più del sacrificio. E quindi quello che tu hai fatto, che non hai ubbidito, è come il culto ai demoni. Wow! Colossesi capitolo 3, Colossesi capitolo 3 versetto 15 dice: e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La pace di Cristo, quando noi abbiamo la pace di Cristo nel nostro cuore, allora la scelta la possiamo affrontare perché c'è il semaforo verde. Puoi scegliere, ma dentro di te c'è pace. Il Signore ti chiama, magari gli altri non lo percepiscono, non lo capiscono, ma se hai pace, non ti preoccupare. Tranquillamente, perché sicuramente il Signore ti benedirà. Colossesi capitolo 3 versetto 15: e la pace di Cristo, alle quali siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Meraviglioso. Non fare, la seconda cosa, non fare le tue scelte per ciò che vedi.
Qui ci fu un grande insegnamento. Perché quando andarono a ungere Davide come re, passarono tutti i figli davanti. Vi ricordate? E che cosa gli disse il Signore al suo profeta? Non guardare quello che guarda l'uomo. Perché l'uomo guarda l'esteriore, ma Dio guarda al cuore. Non fare mai una scelta soltanto nel vedere che qualcuno agisce o fa qualcosa e tu pensi che quella cosa la sta facendo. La parola di Dio dice così: l'amore non sospetta il male. Che bello Corinzi 13. Io penso che noi dovremmo farci tutti quanti una stampa di Corinzi 13 e metterla in ogni stanza della nostra camera. Ogni volta vattela a leggere. Io non so voi, ma sapete quante volte mi trovo mancante io in Corinzi 13? E sta parlando di cosa soprannaturale. Quando Dio avessi la fede da trasportare i monti, quando Dio avessi la lingua degli uomini e degli angeli, se non ho carità non mi giova a nulla. La carità non si vanta, non si inasprisce, non gode l'ingiustizia. Ah sì, hai scelto tu, hai pagato le conseguenze. No, la carità non è così. L'amore non è così. L'amore non sospetta il male. L'amore non gode dell'ingiustizia. L'amore sopporta ogni cosa. Ma sai, pastore, tu sei troppo, a volte sei veramente... Quante volte Dio sopporta con me? Non so con te, ma con me sopporta. Terza cosa, non agire frettolosamente nelle tue scelte. Quando devi fare una scelta, fermati, aspetta. Chi ti fa agire frettolosamente? Siete mai stati a quelle... Avete mai avuto un venditore che viene a casa vostra? Devi scegliere subito. Oppure quando andate in un negozio, ma guarda, devi scegliere subito, o devi comprare, perché questa è l'ultima, sai, e non ce ne sono più. Ne ho già 10, fermati! Guarda che perdi l'occasione, il gatto e la volpe. Ve lo ricordate il gatto e la volpe? Fermati! Non fare mai una scelta affrettata. Noi a Napoli diciamo così, ve lo dico prima in napoletano e poi ve lo dico in veneto. O no, in veneto no, perché riderebbero tutti. Per dire presto facette figli cecate. Niente, vero? Sottotitoli. La gatta per fare in fretta fece i figli ciechi. A volte è facile anche fare una scelta, ma è difficile tornare indietro. Io immagino soltanto quello che il figliol prodigo stava vivendo, perché noi leggiamo una storia, ma quello l'ha vissuto. Io mi immagino la scena di quando doveva tornare indietro. E più delle volte, perdonatemi ma lo dico ancora adesso, più delle volte noi nelle nostre chiese abbiamo tantissimi fratelli del figliol prodigo. Voi pensate se il figliol prodigo, cioè quello che proprio torna a casa, che dice io mi leverò, andrò dal padre mio, gli dirò padre, avesse incontrato almeno il fratello prima del padre. Vi immaginate cosa sarebbe successo? Qua vieni, dove ti sei fatto Natale, fatto anche Pasqua. Qua vuoi venire? Ti sei mangiato tutto? Ti sei preso la tua parte? Fuori da qui! Ha trovato un papà. E gloria a Dio per quei papà che abbiamo in chiesa. Non sto parlando del pastore, perché in chiesa non c'è soltanto il pastore come papà, ma ci sono papà e mamme. Paolo dice, voi avete molti insegnanti, ma avete pochi padri. Avete molti tutori, ma pochi padri. Io ringrazio il Signore per i papà spirituali. Ringrazio il Signore per quei papà che quando io ho sbagliato e sono tornato mi hanno abbracciato. Non hanno aperto bocca, perché io sapevo che tutto quello che dicevano avevano ragione. Ma io non avevo bisogno di martellate, io avevo bisogno di essere
abbracciato. E a volte un abbraccio vale più di 10 predicazioni. Un abbraccio, ma un abbraccio vero, non finto. A che punto siamo rimasti? Al punto 3. 4. Attenzione. Te le stai segnando? No, ma le puoi riascoltare su YouTube. Io dico sempre, venite in chiesa con la Bibbia soprattutto e anche con un piccolo quaderno, prendete appunti. 4 punto. Condividi la tua scelta con chi ti è stato vicino nei momenti difficili. Perché quelli che ti sono stati nei momenti difficili ti saranno vicini anche se tu sbagli. Sai perché? Perché hanno l'amore di Cristo. Quindi prima di fare la scelta, condividilo con chi ti è stato vicino, con chi ti ha aiutato già precedentemente e ascolti i loro consigli. Ieri parlavamo, non mi ricordo, con Maria Giovanna. Maria Giovanni ieri hai fatto una testimonianza meravigliosa. Gloria a Dio, sei speciale. Ma veramente il Signore ti ha preso in pieno a te, proprio come Paolo sulla via di Damasco. Gli amici di Paolo, gli amici di Giobbe, gli sono stati vicini, ma sono stati più un problema. Prima che loro aprissero la bocca, Giobbe ha detto: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia glorificato il nome del Signore. Nudo sono venuto e nudo me ne tornerò. E la parola di Dio dice: Giobbe in tutto questo non peccò. È vero? Mamma mia, dice alla moglie: ma come puoi dire queste cose? Lascia stare Dio e muori, diceva la moglie, lascia perdere. Nel tuo crociuolo lì che sei in queste cose, lui si grattava, è qualcosa di terribile. E lui dice: ma abbiamo preso del bene dal Signore. Adesso non ci possiamo prendere questo, perché Dio ha dato, Dio ha tolto. Poi hanno parlato gli amici. E guarda caso, tutto quelli che gli amici gli dicono è scritturale. Voi non troverete nulla di quello che loro dicevano che non era scritturale. Perché noi possiamo far dire alla Bibbia quello che vogliamo e lo tiriamo fuori nel momento opportuno. Guarda, non è scritto così nella Bibbia, non è scritto così nella Bibbia. E tu che sei in quella situazione, è scritto: vai da chi ti ama. Voglio aprire una parentesi e chiuderla. Quando ci sono stati la Chiesa dei Fratelli Americani qui, Fratelli dall'America, il pastore ha predicato, e non ricordo se è stata lei o è stata una sorella che ha testimoniato, oppure lui, non lo ricordo, ma lui disse: ci sono tanti, questo era quello che lui diceva, è stata intrapreso male questa cosa qui, che sarebbe stato buono anche che chi ha un dubbio venga a parlare con il sottoscritto, che sono il pastore della Chiesa. Sai, a volte la Bibbia, io ho avuto, diceva, più riprensione, più da chi ha usato la Bibbia, da chi legge la Bibbia. Lui stava dicendo quello che aveva detto, io avevo compreso bene, se no sarei salito e avrei aggiustato la cosa. Ma lui stava dicendo che ci sono molti farisei nella Chiesa, che usano la scrittura non per benedirti, ma per martellarti. E invece da persone che magari non avevano una conoscenza biblica, che non erano così preparate biblicamente, però li ha trovati con le braccia aperte, che li hanno accolto e li hanno abbracciati, hanno pianto con loro. Chi dei due ha fatto più bene secondo voi? Cinque. A Dio piace questa scelta? Proverbi capitolo 3, versetto 6. Riconoscili in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Devi riconoscere Dio in ogni situazione della tua vita.
Devi sapere che tutto quello che ti sta succedendo, accadendo, Dio ha tutto sotto il suo controllo. A Dio non sfugge la situazione, a Dio non sfugge quello che ti sta succedendo, a Dio non sfugge quello che ti sta capitando. Dio ha tutto sotto controllo. Allora prima di fare una scelta riconosci Dio che ha tutto sotto il suo controllo. E il Signore, te lo dice sottoscritto, ti sa prendere da un posto, ti alza e ti porta in un altro posto. L'ha fatto con noi, l'ha fatto con la mia famiglia. Ci ha tirati fuori, ci ha messo in un altro posto. Però l'ha fatto Lui. È diverso. Lo ha fatto Lui. 6. Non prendere decisioni per piacere o non piacere e non dispiacere a qualcuno. Lo ripeto? 6° punto, non prendere decisioni per piacere a qualcuno e per dispiacere qualcuno. Fai molta attenzione, perché a volte siamo coinvolti nel branco. Quando tu non accetti certe cose, sei fuori dal branco. Quando io lavoravo, io ero caporeparto nel mio reparto. Allora veniva un operaio e mi diceva, ma sai, un amico, dico un operaio perché ero caporeparto, e quindi, ma sai, così, veniva un altro, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. E io poi andavo dal datore di lavoro e gli dicevo, guarda che, bisogna fare così, mi hanno detto questo e quest'altro. E il datore di lavoro veniva e diceva, scusate, chi è che ha detto così e così? Ah, io no, Io no. Si scansavano tutti. Quello che rimaneva ero io che avevo detto la cosa. Vi è mai successo? Vi è mai capitato questo? Ma tu per piacere a qualcuno prendevi anche la decisione a volte di uscirtene, di andartene. Non prendere mai la decisione per piacere o dispiacere a qualcuno. Bada bene alla scelta che fai. Marco capitolo 8, versetto 34, poi chiamò i discepoli e la folla perché si avvicinassero ad ascoltare. Se qualcuno di voi vuole seguirmi, disse loro, deve smettere di pensare a se stesso per prendere la sua croce e seguirmi da vicino. Questa traduzione io l'ho preso dalla traduzione letterale dal greco. Non è bella? Deve smettere di pensare a se stesso. Cioè la tua scelta non deve essere mai condizionato io, mai condizionato. Ogni tua scelta deve essere una benedizione per tutti quelli che sono intorno a te. Non deve essere mai una scelta egoistica. Gesù ha scelto di dare la sua vita per me e per te. Ha lasciato la sua gloria, non è egoista Gesù. È venuto. Allora la tua scelta, prima di fare una scelta, guardati bene se questa scelta sarà di benedizione o sarà una scelta che condiziona anche gli altri. È facile entrare in una chiesa, farsi amici, farsi fratelli e poi dopo andandosene senza dire niente, senza dare una spiegazione. E allora tutti gli altri si domandano, che è successo? Cosa gli sarà capitato? Ma sai il pastore che gli ha detto? Cosa ha fatto? Io ho sempre preteso, e lo continuo a dire adesso, che sei libero di entrare, libero di uscire da questa comunità, ma se tu decidi di uscire, saluta la Chiesa. Se non vuoi dare spiegazioni, non importa, ma saluta la Chiesa. Perché qui dentro non c'è soltanto il pastore, c'è una fratellanza, c'è una Chiesa. Se non te lo permettono, allora non ti preoccupare, vivi in pace. Ma se te lo permettono, fallo. Ringrazia la Chiesa.
e non ringraziarlo tramite un messaggio, ringraziala pubblicamente, perché sei stato accolto in una famiglia. È duro quello che sto dicendo. Quando io sono uscito da una chiesa non me l'hanno permesso di testimoniare e ringraziare la fratellanza. No, non lo puoi fare. E io ho pianto. E quando incontravo dei fratelli non potevo neanche dire il perché. Mi dice, ma come mai? Guarda, non importa, lasciamo perdere. Perché non volevo condizionare nessuno. Guai a condizionare qualcuno. Guai a mettere una pulce nelle orecchie a qualcuno. Fratelli, la parola di Dio dice, ascoltatemi, se hai qualcosa di bene, dillo. Se hai qualcosa che non edifica, stai in silenzio. Taci e toglilo dalla tua vita, perché non edifica. Un giorno darai dar conto a Dio delle parole che sono uscite dalla tua bocca. Così dice la parola di Dio. Guai a chi ha detto raca a un fratello stupido. Prima Corinzi capitolo 6, versetto 7. In tutti i modi è già cattivo segno che ci siano dei processi fra di voi, perché non sopportate piuttosto qualche torto e lasciate correre? Perché non siate disposti piuttosto a rimetterci qualcosa? Si onerebbe di più il Signore così. Non siamo disposti a sopportare qualcosa. Non siamo disposti perché perché io voglio, perché no. Attenzione, prima di fare una scelta, pondera bene queste 7 cose nella tua vita. La cosa principale, te lo dico proprio per esperienza, te lo dico come un fratello maggiore, se c'è pace nel tuo cuore, se hai la pace del Signore, allora questa scelta la puoi fare, qualsiasi essi sia, perché il Signore mette pace nella tua vita. Ma se c'è agitazione nel tuo cuore, se senti che qualcosa non quadra, non va bene, non ascoltare quello che ti dicono. Decidi te stesso, tu devi decidere. Non puoi prendere una decisione per gli altri, per quello che ti dicono, per sentito dire, per quello che hai sentito. Devi prendere una decisione tu davanti al Signore. Attenzione se questa decisione può condizionare, perché alcune decisioni nelle vite delle persone hanno condizionato le famiglie, hanno condizionato. La mia paura, perdonatemi e poi concludo perché vedo che, però questa mattina mi sento in cuore di dirvi questo. Quando frequentavamo la comunità, la chiesa dove eravamo prima, io ho sentito una voce da parte di Dio che mi ha chiamato ad uscire fuori, perché c'era una situazione difficile e la voce che ho sentito io era Ichabod, Ichabod. La mia gloria se n'è dipartita, sono uscito fuori. Ho detto a mia moglie andiamo fuori, dobbiamo uscire. E mia moglie mi ha detto no, io non mi muovo da qua se non me lo dice il Signore. Avevamo le bambine piccole, dove vai? Dove le porti i tuoi figli? Alle scuole domenicali dove? Io sono cresciuto nella scuola domenicale, sono nato nella scuola domenicale, dobbiamo portare i figli alla scuola domenicale. E dove vai? Non c'era niente. Dove vai? Ma io ho sentito Ichabod. Ho detto a mia moglie dobbiamo uscire. Dobbiamo andare via. E abbiamo preso questa decisione dopo di andare via. Siamo stati in una casa a pregare per un anno, solo a pregare. Pregare e piangere, perché c'era una ferita nel nostro cuore, grossa, dura. Ma ho sempre pensato se questa mia scelta abbia condizionato chi ho lasciato. Siamo usciti senza dire niente perché non ce l'hanno permesso neanche di dire, ma siamo andati fuori. Però mi sono sempre chiesto se la mia scelta ha condizionato qualcuno. Perché pagherò un prezzo della mia testimonianza, del mio cammino di fede nelle vie del Signore. Io non posso scegliere per te, non posso condizionarti a fare una scelta, perché Dio ha chiamato te, ha salvato te e come ha parlato a me parlerà anche a te. Siete d'accordo oppure no? E io ho aspettato che il Signore parlasse a mia moglie. Ho aspettato, ho detto Signore, come hai parlato al mio cuore parlerai anche nella vita di mia moglie. E così è successo. E siamo usciti in punta di piedi dalla chiesa, abbiamo salutato e poi la situazione è successo quello che doveva succedere, che il Signore aveva messo davanti a noi. Dio è fedele, fratelli miei, Dio è sovrano, Dio governa la tua vita. Se tu lo lasci governare,
riconoscili in tutte le tue vie ed Egli appianerà ogni cosa. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Signore Padre Santo, vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti per la tua parola. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché ancora una volta questa mattina tu hai parlato ai nostri cuori, ad ognuno di noi. Signore, grazie perché tu governi la nostra vita. Sono certo che questa mattina tu hai voluto parlare a chi ha voluto ascoltarti, a chi ha aperto il cuore, chi ha avuto il terreno fertile, affinché questo seme possa portare gloria a te, possa essere un seme che cade in un terreno fertile. Signore, aiutaci a comprendere la tua parola. Signore, grazie per ogni dono, per ogni talento, grazie per le porte che tu ci apri, grazie per i fratelli, per le sorelle, grazie Signore perché abbiamo sentito anche questa mattina che la tua mano non si è accorciata. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, e tu sei l'Eterno che guarisce, e noi lo proclamiamo nel nome di Gesù. Guarigione sulla vita della sorella, che possiamo vederla in mezzo a noi, continuare a lodare e benedire il tuo nome. Grazie Padre, accompagnaci alle nostre case, rimani con noi. Signore, in ogni decisione che noi prenderemo e faremo, abbiamo bisogno della tua sapienza, della tua saggezza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.